Rieccoci con la seconda parte del Sindaco risponde, ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, con il quale prima della pausa pubblicitaria stavamo affrontando il tema legato allo stadio Appiani di Padova, all'abbattimento dell'ex tribuna inutilizzata di fatto da 30 anni. Dicevamo, vice sindaco, prima di fermarci un attimo, che è stato un cantiere che vi ha creato un po' di difficoltà nel corso del tempo. Come mai? Sì, come tanti cantieri che trattano strutture di quell'epoca. La tribuna, oltre a essere inagibile, era piena zeppa di amianto. Oggi l'amianto è un materiale inquinante, un materiale altamente tossico, dannoso. Eccoli qua, questi sono i sacchetti contenenti materiale inquinato. Qui dentro c'è una parte del materiale contaminato da amianto, e quindi quando si fanno queste demolizioni, pensate a Vianelli, quando abbiamo demolito anche lì c'era dell'amianto, e ogni volta che hai un ritrovamento di amianto ti devi fermare, perché gli operai non possono continuare a lavorare con i mezzi, gli strumenti di prima, e l'amianto va separato dal resto dei detriti di cantiere, insomma, e va smaltito in modo autorizzato da una normativa, come dire, specifica. E quindi si ferma il cantiere, interviene l'ARPAV e interviene lo SPISAL. L'ARPAV fa lo studio sulla fibra di amianto, non lo fa la ditta, non lo fa il comune, lo deve fare l'ARPAV, che è l'ente autorizzato a farla, quindi voi capite, il cantiere si ferma, deve arrivare l'ARPAV, l'ARPAV preleva una fibra dell'amianto, la analizza, in base a che tipo di fibra ha trovato, si fa un progetto di bonifica, lo SPISAL interviene e dà le prescrizioni su come deve lavorare il lavoratore, l'operaio, per togliere l'amianto, e qui di solito vengono costituiti degli ambienti completamente isolati, messi in depressione, cioè sono insomma, non è certo strutture... facile gestire una situazione di questo tipo. Abbiamo avuto 3 grossi ritrovamenti di amianto e questo ci ha fatto perdere un sacco di tempo, quasi 4 mesi, anzi più di 4 mesi, e 80.000 euro di risorse in più che abbiamo dovuto investire. Quando si trova l'amianto, di chi è colpa? Non è colpa di nessuno, l'amianto è stato messo quando era un materiale che era utilizzabile, e quindi noi ogni volta che lo troviamo incappiamo in questa situazione. Che sono però ovviamente rallentamenti inevitabili. Ci racconta un po' come insomma, cambierà via 58esimo Fanteria, che è la via su cui sostanzialmente sorge lo stadio Appiani di Padova? Ma io penso che sia una bella riqualificazione quella, e tra l'altro rende omaggio a una strada che ultimamente, insomma, era tra la tribuna, che era come dire, isolata da delle transenne che ne limitavano, come dire, l'avvicinamento, la mura della caserma e la parte finale con l'ex deposito APS, era, come dire, una situazione desolante. La riqualificazione del fronte dell'ex macello ha iniziato, come dire, un percorso di riqualificazione di quella zona, siamo davanti Prato della Valle, nel frattempo abbiamo anche illuminato il piazzale e la facciata di Santa Giustina, ora tutta la strada sarà riqualificata e realizzeremo un marciapiede lungo tutta la strada, una ciclabile, delle aiuole, nuove alberature. La nuova tribuna dello stadio, così come l'avevo descritta prima, sarà una collinetta, quindi aumenterà anche, come dire, l'immagine verde, insomma, di quello spazio, e in più la piccola chicca che abbiamo come dire, introdotto è lo stombinamento di un tratto di canale a Licorno. La Licorno è uno dei tanti canali della Padova Città d'Acque, che negli anni 50 è stato tombinato perché all'epoca il progresso e la modernità bisognava fare le strade, era fare strade per le auto. Oggi che si avvia un processo inverso, insomma, lì viene stombinato quella parte di Alicorno a recupero di un'immagine della Padova Città d'Acque. L'Alicorno
è quel canale che alimenta l'Isola Memia, alimenta l'orto botanico, quindi diciamo sono acque nobili, certo, per la funzione, acque di sangue blu per la città di Padova, per la funzione che hanno, perché sono tra i monumenti più importanti della nostra città. L'orto botanico è anche patrimonio dell'UNESCO, quindi insomma... Quando tempi per vedere la nuova via 58esimo Fanteria? Entro l'anno, se non troviamo altro. C'è una delle foto che abbiamo fatto sì, che sono comparse anche sui giornali, dove io sono lì con le dita incrociate dicendo speriamo di non trovare altri elementi, ma ormai la tribuna è andata giù, quindi abbiamo solo la strada e lo stombinamento. Insomma, quindi dai, non dovrebbero esserci più di tanti intoppi, sperando ovviamente che sia così. Ovviamente torneremo ad occuparci del tema di via 58esimo Fanteria mano a mano che il progetto prenderà vita e prenderà corpo. Cambiamo adesso argomento, vice sindaco, perché nel fine settimana, sabato scorso, della scorsa settimana, si sono tenute le elezioni provinciali, passate un po' in sordina da certi punti di vista. Perché? Perché il cittadino di fatto non è coinvolto, sono elezioni di secondo livello, votano sindaci e consiglieri comunali del territorio, però le chiedo, perché lei, Micalizzi, è vice sindaco di un comune capoluogo, e allora le chiedo, nonostante insomma la provincia ormai sia bistrattata, ridotta a ente di secondo livello, quanto è importante però, insomma, anche per il funzionamento del territorio, e soprattutto quanto è importante una comunicazione tra enti e tra istituzioni per la crescita del territorio, perché Padova, oltre a essere un comune, è il comune capoluogo, di conseguenza ha necessità a sua volta di avere un raccordo con gli altri comuni limitrofi, ma non solo. Sì, dico subito che io sono per le province elette dai cittadini, quindi... Ma in questi giorni tutti quelli che abbiamo sentito ci hanno detto tutti così. Speriamo che effettivamente si ridia dignità alla provincia in futuro. Perché all'epoca si fece una scelta che seguiva un po' l'onda forse dell'antipolitica, andando a togliere poi però politica e quindi anche servizi e funzioni di un ente che comunque non è vero che non svolgeva un ruolo, anzi tutt'altro. E oggi le province sono fortemente depotenziate. Un comune come Padova, che è un comune capoluogo, ne sente meno la mancanza, però per comuni molto piccoli, da 2.000-3.000 abitanti, sono tantissimi i comuni piccoli, sono più comuni piccoli che comuni grandi. E i sindaci hanno giunte da 3-4 persone, i tecnici comunali sono pochi, non c'è la forza politica che ha un comune capoluogo come Padova, e quindi la provincia serviva, come dire, anche a bilanciare diciamo in qualche modo il peso della politica sul territorio. E questo con la trasformazione delle province ad ente di secondo livello ha un po' depotenziato, diciamo, questo aspetto. Oggi comunque la provincia ha delle funzioni molto importanti, quindi le elezioni di sabato scorso sono elezioni molto importanti. La provincia è presente nei consigli di amministrazione di molti enti che erogano servizi alla città, ai cittadini, e quindi che si confrontano anche col Comune di Padova. Pensiamo alla Fiera, pensiamo all'Interporto, pensiamo a tanti altri, come dire, ha competenze importanti sul trasporto pubblico, e quindi molte decisioni che noi prendiamo e che poi ricadono sulla qualità del servizio di trasporto pubblico, insomma la provincia ha un ruolo importante. Le scuole secondarie, insomma tanti, la viabilità, tanti l'ambiente, quindi continua ad avere importanti funzioni. A esercitarle sono i sindaci del territorio eletti o i consiglieri comunali eletti a queste elezioni di secondo livello. Quindi insomma io auguro anche buon lavoro al nuovo consiglio che si è ricostituito. Lo ricordo, si sono votati i consiglieri ma non il presidente della provincia, che resta Giordani,
E insomma ci sarà tanto lavoro e sicuramente avrete altre occasioni per confrontarvi, insomma lo fate anzi quotidianamente anche con l'ente provincia. Prima di chiudere questa puntata però, Vice Sindaco, vorrei che anticipasse con noi insomma un appuntamento che ci sarà da qui a pochi giorni, giovedì, la grande riapertura, per così dire, dei Giardini della Rotonda. Insomma, stiamo parlando di uno dei giardini storici più belli, insomma, della città, centenari tra l'altro, e insomma chiusi da un po' di tempo per alcuni lavori. Siete pronti a riaprirli? Sì, non vedo l'ora. Io mi sono occupato di verde pubblico, quello è uno dei posti che più mi piace. È stata una riqualificazione lunga, perché prima si è fatto il restauro della parte monumentale. Quello è a pieno titolo, come dire, siamo nel pieno del Parco delle Mura della città, perché lì sorge il bastione della Gatta. E tra l'altro ci facevano anche il cinema all'aperto, appunto stiamo vedendo alcune immagini. Ma magari tornerà, insomma non è più stato fatto lì proprio perché c'erano i lavori. E quella è la torre dell'acquedotto, il primo acquedotto padovano, quindi diciamo è un luogo ricco di storia, perché fra le vicende del sistema bastionato e quindi del bastione della Gatta, le mura del Cinquecento, la torre dell'acquedotto, primo acquedotto padovano. Tra l'altro la storia dell'acquedotto padovano è una storia grandissima, straordinaria. Magari un giorno la riepilogheremo. Intuizione del senatore Stefano Vincenzo Breda, insomma, comunque, ed è un serbatoio ancora funzionante, quello regola molta dell'acqua che passa per... Ecco, poi dopo la parte monumentale è iniziata la parte invece dei giardini. Tra l'altro è un giardino di grande pregio, è uno dei giardini storici, e quindi insomma giovedì insieme all'assessore Bressa sarà, come dire, una giornata molto bella. Tra l'altro tutta quella zona sta vivendo nel corso di questi anni una certa attenzione, insomma, perché lì davanti c'è Piazza Mazzini, recentemente riqualificata con la nuova illuminazione, le nuove parti pedonali, le nuove aiuole, la nuova viabilità. Viale Codalunga si è trasformato 5 anni fa, 6 anche ormai, Piazza De Gasperi, Giardini dell'Arena, insomma tutta quell'area che va dalla stazione al centro, che è un'area sulla quale è importante che l'amministrazione continui a dare attenzione. C'è una nuova, come dire, trasformazione, una nuova riconsegna di uno spazio rimesso a nuovo. E allora sicuramente seguiteci nel corso dei nostri telegiornali a partire dalla giornata di giovedì, perché vi mostreremo questa grande riapertura di questo luogo storico veramente suggestivo della città di Padova. Grazie al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi per essere stato con noi, grazie ovviamente a tutte le nostre telespettatrici, a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. La linea adesso all'informazione di TV7TG con il Sindaco Risponde. Torniamo come di consueto domenica alle 13. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci.